Aldo ha collaborato con me durante la mia amministrazione, durante la nostra amministrazione, con onestà, con fedeltà, con impegno, così come sapeva metterlo nel lavoro e così come sapeva essere amico, intelligente ed attento. L'altopiano piange Aldo Pellizzari. La sua improvvisa scomparsa getta nello sconforto l'intera comunità. Figlio, marito, padre devoto e imprenditore, si è speso con anima e cuore per la sua Arozzo per oltre 10 anni. Un uomo onesto, saggio, organizzato e molto generoso. Così lo ricordano i suoi colleghi e la sua amministrazione. Un galantuomo della politica d'altri tempi, dove il bene comune e gli interessi della città dovevano prevalere sempre sui personalismi. Un amministratore incredibile, eccezionale, che in questi anni ha completamente cambiato il volto del nostro piccolo comune. La positività con cui affrontava la vita ha contraddistinto ogni sua scelta politica e personale, praticando sempre e comunque l'arte della diplomazia, specialmente nella sua lunga carriera politica, che ha inciso la collettività non solo dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto umano. Penso che in 13 anni che abito a Arozzo sia una delle più belle persone che ho veramente incontrato e ho avuto la fortuna di conoscere. Tutto il paese è in lutto per questa notizia. Dispiace moltissimo perché è un'amministrazione che si è data molto da fare per il territorio, per legare i valori, per tenere tutti uniti. Siamo tutti sconvolti, anche perché l'età, le conseguenze e motivazioni che è morto è una cosa assurda. Il paese lo ricorda, il paese lo ama, se ne va un uomo per bene, ma Arozzo non lo dimenticherà mai, anzi celebrerà quello che di più bello ha voluto lasciare, la sua umanità. Purtroppo abbiamo perso un grande uomo, mi dispiace tanto.